Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca parlando in particolare del maltempo. La prima conta dei danni di queste ore è inquietante in tutti i settori dell'agricoltura. Ricordo che siamo in un periodo nel quale la frutta, gli ortaggi, i seminativi e gran parte delle produzioni sono al massimo del rigoglio. Il bombardamento di queste ore ha pregiudicato tutte le produzioni, con danni che avranno ripercussioni anche nel medio-lungo periodo. A dichiararlo il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, puntando l'attenzione anche sugli effetti sull'agricoltura del maltempo delle ultime ore. Ovviamente viene avanzata dal Veneto, oltre allo stato d'emergenza di protezione civile per tutti i danni a cose e persone, richiesta di stato di calamità al governo per quanto riguarda l'agricoltura. In particolar modo si chiede che si intervenga con fondi per far fronte a questi danni, ma anche con tutta una serie di moratorie e aiuti per le aziende agricole rispetto alle scadenze e alla fiscalità. I mutamenti climatici sono una realtà con cui siamo chiamati a fare i conti intervenendo concretamente anche in Veneto. Il richiamo è del segretario regionale Veneto e senatore del PD Andrea Martella, secondo cui oltre ai ristori necessari per i danni serve da subito un piano di adattamento climatico per le nostre comunità e la regione deve essere in prima linea proprio per il suo essere davvero terra di frontiera di questi mutamenti. L'accumularsi di grandi quantità di pioggia, la violenza della grandine in pochissime ore, a volte in pochissimi minuti, in territori fortemente antropizzati o per eccesso opposto da anni totalmente abbandonati e senza manutenzione, impone interventi tempestivi e urgenti che affrontino questa emergenza. Serve, continua Martella, soprattutto prevenzione per evitare di farci trovare impreparati e per gestire al meglio situazioni di criticità che saranno purtroppo sempre più frequenti. Il forte maltempo ha provocato nei comuni di Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore il danneggiamento di migliaia di bidoni per la raccolta differenziata della frazione organica. Questo ha causato il rapido esaurimento delle scorte in possesso di Veritas. La consegna della nuova fornitura straordinaria di bidoni non potrà avvenire prima della fine di agosto. Veritas invita dunque gli utenti dei comuni citati a non presentarsi presso il centro di raccolta di Pianiga per la sostituzione del contenitore del rifiuto organico e a non telefonare o inviare messaggi di posta elettronica per prenotare il ritiro, ma di attendere la comunicazione. Nel frattempo, i sacchetti che contengono la frazione organica devono essere esposti in un luogo accessibile e visibile rispetto alla strada all'addetto alla raccolta. Per facilitare il compito è consigliato esporre anche il bidone arancione. Cambiamo argomento. Per il terzo giorno consecutivo gli agenti della Polizia Municipale di Venezia hanno effettuato controlli in riva degli Schiavoni, attività che ha portato a sequestri per un totale di 749 pezzi fra cappelli, borse, vestiti e qualche ombrello da sole, tutta merce esposta oltre l'area autorizzata. Sono state levate 2 sanzioni, entrambe di oltre 1.000 euro. Un monito per tutte quelle attività che continuano a trasgredire a discapito di chi lavora onestamente rispettando le norme, commenta l'assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga. Le dimensioni dei posteggi di souvenir sono di 3 per 1 metro il banco e 3 per 2 la tenda. Oltre tali dimensioni non è consentita alcuna occupazione di merce esposta o accatastata come previsto dall'articolo 51 del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.